La solennità della Pentecoste conclude i 50 giorni in cui la Chiesa ha vissuto la gioia della Pasqua e fa memoria dello Spirito Santo disceso su Maria e gli Apostoli riuniti in preghiera nel cenacolo. Si rinnova oggi per noi il mistero della Pentecoste. La fede ci insegna che lo Spirito Santo ci è dato in maniera invisibile, ma reale. È Lui che diffonde nei nostri cuori la carità di Dio. È Lui che nell'unità della vocazione cristiana e nella molteplicità dei carismi ci riunisce in un solo corpo. È Lui che opera la santificazione e l'unità della Chiesa. In questa celebrazione eucaristica, presieduta dal nostro Vescovo Riccardo, invocheremo in modo speciale il dono dello Spirito Santo su questi giovani che riceveranno il sacramento della confermazione. Li accompagniamo con la nostra preghiera e ci prepariamo ad iniziare la celebrazione eucaristica.
Nel nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. A nome delle comunità di Ceneda e di Salsa rivolgo un caloroso saluto a lei, caro Vescovo Riccardo. Certo, qui nella sua cattedrale lei è ormai più che di casa, ma in questa Pentecoste il nostro essere insieme acquista una luce particolare. Il soffio dello Spirito Santo ci avvolge. Risplendono i volti di queste oltre 50 ragazzi e ragazze che desiderano ricevere l'unzione cresimale, accompagnati dalle speranze di chi è stato loro accanto. E non basta. Questo giorno completerà giusto un anno dal giorno in cui lo Spirito Santo, per la preghiera della Chiesa e l'unzione crismale, ci ha dato in lei il nostro nuovo Vescovo. Nella lettera consegnata alla diocesi proprio ieri sera, ella esprime gratitudine perché, vivendo questo primo anno tra noi, ha percepito, sono le sue belle parole, che ha senso e più ancora che è bello riconoscersi come Chiesa di Dio. E noi abbiamo davvero bisogno di sentircelo dire e di essere incoraggiati e guidati a esserlo. E oggi nel soffio dello Spirito si rinnovi questo mistero di essere Chiesa. Su di lei, nostro Padre e guida, su questi ragazzi, sulle nostre comunità. Lo Spirito Santo soffi impetuoso in questi tempi non facili e inquieti. Trovi lo Spirito, cuori aperti e accoglienti, che condividano la gioia di essere Chiesa e annunciano le grandi opere di Dio. Grazie tante Don Graziano, arciprete parroco della cattedrale. Con questi sentimenti, con questi desideri, disponiamoci a celebrare l'Eucaristia nel grande giorno di Pentecoste, nel compiersi della Pasqua. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Christe, Christe, eleison. Christe, Christe, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison.
Preghiamo. O Dio, che nel mistero della Pentecoste santifichi la tua Chiesa in ogni popolo e nazione, diffondi sino ai confini della terra i doni dello Spirito Santo e rinnova anche oggi nel cuore dei credenti i prodigi che nella tua bontà hai operato agli inizi della predicazione del Vangelo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dagli Atti degli Apostoli. Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Abitavano allora a Gerusalemme giudei osservanti di ogni nazione che è sotto il cielo. A quel rumore la folla si radunò e rimase turbata, perché ciascuno li udiva parlare nella propria lingua. Erano stupiti e, fuori di sé per la meraviglia, dicevano: tutti costoro che parlano non sono forse Galilei? E come mai ciascuno di noi sente parlare nella propria lingua nativa? Siamo parti, Medi, Elamiti, abitanti della Mesopotamia, della Giudea e della Cappadocia, del Ponto e dell'Asia, della Frigia e della Panfilia, dell'Egitto e delle parti della Libia vicino a Cirene, romani qui residenti, giudei e proseliti, cretesi e arabi, e li udiamo parlare nelle nostre lingue delle grandi opere di Dio. Parola di Dio. Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra. Benedici il Signore, anima mia, sei tanto grande, Signore mio Dio. Quante sono le tue opere, Signore, le hai fatte tutte con saggezza, la terra è piena delle tue creature. Togli loro il respiro, muoiono e ritornano nella loro polvere.
sempre la gloria del Signore. Gioisca il Signore delle sue opere, a Lui sia gradito il mio canto, io gioirò nel Signore. Per la prima lettera di San Paolo Apostoli ai Corinzi. Fratelli, nessuno può dire Gesù è Signore se non sotto l'azione dello Spirito Santo. Vi sono diversi carismi, ma uno solo è lo Spirito. Vi sono diversi ministeri, ma uno solo è il Signore. Vi sono diverse attività, ma uno solo è Dio, che opera tutto in tutti. A ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spirito per il bene comune. Come infatti il corpo è uno solo e ha molte membra, e tutte le membra del corpo, pur essendo molte, sono un corpo solo, così anche il Cristo. Infatti, noi tutti siamo stati battezzati mediante un solo Spirito in un solo corpo, giudei o greci, schiavi o liberi. E tutti siamo stati dissetati da un solo Spirito. Parola di Dio. Ci alziamo in piedi per il canto della sequenza che possiamo seguire sul libretto dei canti al numero 257.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: pace a voi. Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco, e i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: pace a voi. Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi. Detto questo, soffiò e disse loro: ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati. A coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati. Parola del Signore. Caro Vescovo Riccardo, eccoci qui insieme con lei a celebrare l'Eucaristia nel giorno di Pentecoste in occasione della cresima di questi nostri ragazzi e ragazze, 40 della parrocchia della Cattedrale, 11 della parrocchia di San Michele Arcangelo, 1 della parrocchia di Carpesica, 1 di Gaiarine e 1 dalla parrocchia dei Santi Martino e Rosa in Conegliano. Il nostro cammino per arrivare fino a qui è stato intenso, non sempre facile, ma sicuramente ricco, vario, gioioso e anche giocoso. Possiamo dire che insieme non ci siamo mai annoiati. Un cammino condiviso e costruito anche con i nostri sacerdoti. Monsignor Graziano, che è stato con noi nei momenti importanti con la sua esperienza e capacità di ascolto e che ci ha sempre supportato, e l'instancabile Don Davide, che ha creato momenti di spiritualità profondi e significativi e condiviso anche i momenti di festa e gioco, portando il suo entusiasmo di giovane sacerdote che trasmette con gioia la bellezza del Vangelo. I messaggi e gli insegnamenti che come catechisti e sacerdoti abbiamo cercato di donare loro si possono riassumere seguendo la liturgia della parola che abbiamo ascoltato oggi. Si facciano riscaldare il cuore dalla fiamma dello Spirito e lascino che il suo vento scompigli le loro vite. Portino la gioia del Vangelo nelle vite di chi incontrano e le persone riconoscano Gesù nei loro gesti e nelle loro parole. Rendano il mondo più bello con i loro talenti, le loro capacità, i loro carismi. Siano cioè segno di unità, pur nella diversità, per arricchire la nostra Chiesa. Siano persone di pace, che non abbiano paura e non chiudano il loro cuore, ma che facciano entrare lo Spirito Santo nelle loro vite, in quelle delle loro famiglie, dei loro amici e delle nostre comunità.
Vescovo Riccardo, lo Spirito Santo, che tra poco conferirà ai nostri ragazzi, illumini il loro cammino, li consoli e li sostenga nelle avversità e sia anche per noi, sua Chiesa, forza, gioia, coraggio. Sia una nuova Pentecoste che scaccia le paure e ravviva il fuoco dell'amore di Dio. Potete sedere adesso. Ringrazio di cuore la catechista Chiara, le catechiste, Don Monsignor Graziano, Don Davide. Ringrazio tutti coloro che vi hanno accompagnato, ringrazio e saluto in modo particolare padrini, madrine, i genitori, le famiglie, i nonni che sono qui presenti, gli amici. Saluto anche padre Danilo, padre conventuale, che mi ha detto che ha 4 nipoti in mezzo a voi, quindi è una bella gioia per lui e per noi. Saluto i diaconi e tutti. Saluto anche chi ci segue attraverso la Tenda TV e Radio Palazzo Carli. Ecco, siamo Chiesa, come ricordava anche Don Graziano all'inizio. È bello riconoscerci come Chiesa, essere Chiesa che oggi celebra il compiersi della Pasqua, 50 giorni dopo la Pasqua e con la Pentecoste, perché c'è stata una Pentecoste proprio 50 giorni dopo la risurrezione di Gesù, quella che abbiamo sentito raccontare nella prima lettura, nel libro degli Atti degli Apostoli. Ma c'è una Pentecoste ogni volta che una comunità di discepoli di Gesù, come quella che siamo noi, riconosce in Gesù, in quel Gesù di cui parlano i Vangeli, non solo una brava persona, lo è, non solo un maestro di vita, lo è, non solo una figura esemplare, in qualche senso certamente lo è, ma riconosce in Gesù, in Lui, il Signore. E qui accade qualcosa, accade una Pentecoste, perché come ha spiegato bene San Paolo, nessuno può dire Gesù è il Signore se non sotto l'azione dello Spirito Santo. Ed è Pentecoste ogni volta che rinnoviamo la nostra fede in Dio Padre e nel suo Figlio Gesù, perché questa fede è opera dello Spirito Santo, di colui che ci guida a tutta la verità. Quindi la Pentecoste degli Atti degli Apostoli, la Pentecoste di una comunità radunata che professa la fede in Gesù come Signore, e poi c'è una Pentecoste personale, quella alla quale voi, cresimandi, più giovani, meno giovani, vi state preparando da un po' di tempo e che oggi celebriamo. È la Pentecoste che si compie nel momento della Cresima, con l'unzione dell'olio, l'imposizione delle mani, confermeranno il dono ricevuto nel battesimo, confermeranno il desiderio di Dio di farvi vivere come suoi figli e sue figlie e, spero, conferma anche il vostro desiderio di vivere da battezzati, da cristiani. E vi dico che è realmente possibile vivere da cristiani, ossia da persone che, seguendo Gesù, imparano da Lui ad amarsi gli uni gli altri, a riconoscere il bene che è in ciascuno, ad aiutare a far sì che questo bene vinca anche il male che pure è presente dentro di noi e fuori di noi. Mi è stato detto che durante il cammino di preparazione, me l'ha detto Don Davide, che durante la preparazione avete fatto l'esperienza del labirinto. È vero? Qui in cattedrale. Cos'è un labirinto? È un disegno composto da strade che si intersecano, partono dai margini, portano al centro, ma non in modo lineare. È così, vero? Non avete fatto qui in chiesa un labirinto? L'avete percorso un po'? Ecco, sono strade
che talvolta non hanno uno sbocco e che allora vanno percorse un po' all'indietro per ritrovarsi e continuare ad andare verso il centro, sapendo che la strada verso il centro c'è. Non sono tutte strade bloccate, anche se qualche volta occorre fare retromarcia. E il centro rappresenta il cuore dell'esistenza. Però non ci si può fermare al centro, occorre ripartire, cercando una via d'uscita, diremmo, per tornare alla vita quotidiana. Ecco, per andare verso il centro, per trovare l'uscita, questi due movimenti indispensabili, bisogna superare gli ostacoli, procedere per tentativi, evitare i vicoli ciechi. E ognuno deve compiere personalmente questo viaggio, ma nessuno può pensare di farlo da solo, senza l'aiuto di un altro. Nella mitologia antica il labirinto era associato anche a che cosa? C'è una figura nella storia, nella narrazione dell'antica Grecia che è associata al labirinto. C'è il Minotauro, Teseo e c'è Arianna. E come fa Arianna a aiutare Teseo a uscire dal labirinto? Con un filo, il filo di Arianna. Ecco, ci vuole un filo d'Arianna per ritrovare la strada giusta, cioè ci vuole qualcuno che ci aiuti a andare verso il centro e a tornare dal centro verso la vita quotidiana. Io vi auguro a voi ragazzi e ragazze che questa Pentecoste, questa vostra personale Pentecoste, questa vostra Cresima vi sostenga nel desiderio di andare verso il centro che non può che essere l'incontro con Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo, e di partire da questo centro per andare verso le altre persone, per portare, come ha detto la catechista Chiara, a loro la gioia del Vangelo, la gioia di questo incontro, aiutandoci gli uni gli altri. Ma chiedo a tutti voi, chi può star seduto, di star seduto, e solo ai cresimandi di stare in piedi in questo momento. Un po' di esercizio, perché vogliamo sentire da loro, dalla loro voce, la rinnovazione delle promesse battesimali. Quelle promesse che madrine, padrini, genitori, famiglia, comunità hanno fatto a nome loro al momento del battesimo, ora le esprimeranno con la loro voce, noi le ascoltiamo, rispondendo alle domande che ora porrò. Rinunciate a Satana e a tutte le sue opere e seduzioni? Credete in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra.
Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, è risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre? Credete nello Spirito Santo, che è il Signore e dà la vita e che oggi, per mezzo del sacramento della Cresima, è in modo speciale a voi conferito come già agli Apostoli nel giorno di Pentecoste? Credete nella Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna? Questa è la nostra fede, questa è la fede della Chiesa e noi ci gloriamo di professarla in Cristo Gesù, nostro Signore. Un istante di silenzio per pregare assieme Dio Onnipotente per questi Suoi figli, per queste Sue figlie. Dio che nel suo amore li ha rigenerati alla vita eterna mediante il battesimo, li ha chiamati a far parte della sua famiglia e fonda ora lo Spirito Santo che li confermi con la ricchezza dei Suoi doni e con l'unzione crismale li renda pienamente conformi a Cristo, suo unico Figlio. Dio Onnipotente, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che hai rigenerato questi Tuoi figli dall'acqua e dallo Spirito Santo, liberandoli dal peccato, infondi in loro il Tuo Santo Spirito Paraclito, Spirito di sapienza e di intelletto, Spirito di consiglio e di fortezza, Spirito di scienza e di pietà, e riempili dello Spirito del Tuo Santo timore. Per Cristo nostro Signore.
Fratelli e sorelle, nella gioia per il dono ricevuto invochiamo Dio Padre Onnipotente. Sia unanime la nostra preghiera in quell'unità di fede, speranza e carità che lo Spirito Santo genera nei nostri cuori. Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Manda, o Padre, il tuo spirito di speranza, illumina la Chiesa perché abbia il coraggio di intraprendere vie nuove nell'annuncio del Vangelo. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Manda, o Padre, il tuo spirito di intelletto, ispira Papa Leone, il nostro Vescovo Riccardo e tutti i pastori della Chiesa, perché con la parola e con la vita siano sempre segno del tuo amore. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Manda, o Padre, il tuo spirito di consiglio, guida i governanti a intraprendere vie di dialogo, perché promuovano una pace duratura e la civiltà dell'amore. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Manda, o Padre, il tuo spirito di fortezza, sostieni il nostro cammino, perché confermati dal dono dello Spirito Santo, radicati nella fede e fondati nella carità, possiamo dare buona testimonianza a Cristo Signore. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Manda, o Padre, il tuo spirito di scienza, apri le menti di quanti si dedicano alla ricerca e all'insegnamento. Noi ti preghiamo. Ascoltaci. Manda, o Padre, il tuo spirito di pietà, sostieni i fratelli e le sorelle, segnati dalla malattia e dalla sofferenza, perché sperimentino il dono della tua consolazione. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Manda, o Padre, lo spirito del tuo santo timore, accompagna tutti noi perché possiamo costruire insieme un futuro di giustizia e di pace. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Dio, che hai dato lo Spirito Santo agli Apostoli e per mezzo di essi e dei loro successori hai voluto trasmetterlo a tutti i membri della tua Chiesa, esaudisci la nostra preghiera e continua oggi nella comunità dei credenti i prodigi che il tuo amore ha operato agli inizi della predicazione del Vangelo. Per Cristo nostro Signore.
Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e onore del suo nome, per il bene nostro alla sua santa Chiesa. Manda, o Padre, lo Spirito Santo promesso dal tuo Figlio, perché riveli pienamente ai nostri cuori il mistero di questo sacrificio e ci apra alla conoscenza della verità tutta intera. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Oggi hai portato a compimento il mistero pasquale e su coloro che hai reso figli di adozione in Cristo, tuo Figlio, hai effuso lo Spirito Santo, che agli albori della Chiesa nascente ha rivelato a tutti i popoli il mistero nascosto nei secoli e ha riunito i linguaggi della famiglia umana nella professione dell'unica fede. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e con l'assemblea degli angeli e dei santi canta senza fine l'inno della tua gloria. Veramente santo sei tu, o Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente. Santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.
Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria ti offriamo, o Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi, che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne, a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Tiziano, il Beato Giovanni Paolo I e tutti i santi, i nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, o Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Riccardo, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ricordati anche dei tuoi figli che, rigenerati nel battesimo, oggi hai confermato con il sigillo dello Spirito Santo. Custodisci in loro il dono del tuo amore. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno santissimo in cui l'effusione del tuo Spirito l'ha costituita sacramento di unità per tutti i popoli. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli, ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme, a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. È lo Spirito Santo che prega in noi. Guidati da Lui, come Gesù ci ha insegnato, diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà,
come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
Preghiamo. O Dio, che doni alla tua Chiesa la comunione ai beni del cielo, custodisci in noi la tua grazia, perché resti sempre vivo il dono dello Spirito Santo che abbiamo ricevuto, e questo cibo spirituale giovi alla nostra salvezza, per Cristo nostro Signore. Rinnovo il grazie a tutti coloro che hanno reso possibile questa celebrazione, accompagnando questi giovani ragazzi, giovani che si sono preparati e hanno accolto il dono. Io mi permetto solo una piccola esortazione, un piccolo richiamo. Se potesse la preghiera del Padre nostro accompagnarvi ogni giorno, ecco. Quella preghiera che abbiamo detto prima insieme, che Gesù ci ha insegnato, vi accompagni ogni giorno, che si trovi un momento al mattino, a metà giornata, alla sera, per dire magari con calma quella preghiera che ci dà il tono giusto della vita, il tono dei figli. Lo dico a voi, cresimati, cresimate, lo dico un po' a tutti. E ringrazio ancora anche il coro, i ministranti, i diaconi, i presbiteri. Ecco, insieme invochiamo la benedizione del Signore sul cammino di questi ragazzi e ragazze, sul mondo intero. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dio, sorgente di ogni luce, che ha illuminato i discepoli con l'effusione dello Spirito Consolatore, vi rallegri con la sua benedizione e vi colmi sempre dei doni del suo Spirito. Amen. Il Signore risorto vi comunichi il fuoco dello Spirito e vi illumini con la sua sapienza. Lo Spirito Santo, che ha riunito i popoli diversi nell'unica Chiesa, vi renda perseveranti nella fede e gioiosi nella speranza, fino alla visione beata nel cielo. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate in pace. Alleluia, alleluia. Rendiamo grazie a Dio. Alleluia, alleluia. Carissimi ragazzi e ragazze, siamo profondamente commossi e felici insieme a voi in questo giorno che rappresenta una tappa significativa nella vostra crescita spirituale e nella vostra amicizia con Dio. Noi del gruppo Giovani Parrocchiale, insieme agli animatori e alle vostre meravigliose catechiste, abbiamo preparato un piccolo dono per ricordarvi questo momento speciale. Si tratta di una candela prodotta con le nostre mani. Vi auguriamo che la luce dello Spirito Santo sia sempre accesa nel vostro cuore. Vi auguriamo inoltre che il vostro impegno non finisca dopo la Cresima. Vi invitiamo a continuare partecipando ai gruppi giovani. Vi aspettiamo con gioia.